cari amici, ben ritrovati. Vendita al Territorio ritorna quest'oggi con una nuova puntata della mini rubrica Il punto della situazione. Quest'oggi il punto della situazione lo facciamo a livello macroeconomico, lo facciamo con uno dei sindacati presenti nel nostro territorio, la CISL. Precisamente, come vedete negli schermi, abbiamo il dottor Rudy Roffarè, che è il segretario aggiunto della CISL Belluno Treviso. Rudy, so che la Valdobbiadene, il nostro paese, è un po' fuori dalla tua zona, però da te volevamo un punto della situazione per quanto riguarda l'Alto Trevigiano e il Basso Feltrino, che impatto sta avendo, ha avuto e avrà questa situazione Covid nel territorio. Rudy, a te la parola. Intanto grazie per l'invito, ci stiamo un po' tutti anche misurando con queste nuove tecnologie, quindi non è semplice come dire, fare dei dialoghi anche importanti su questi aspetti, che però è un po' la metafora di quello che stanno vivendo anche oggi le aziende e il mondo economico, per cui io penso che quello che si sta vivendo nel nostro territorio sia abbastanza simile un po' dappertutto, cioè le aziende che si stanno reinventando nel modo di pensare, di progettare e di produrre. Però poi la verità è una soltanto, che l'economia gira nel momento in cui i negozi sono aperti, le filiere produttive sono collegate tra di loro e quindi lavorano, e di conseguenza la nostra preoccupazione è che a 5 settimane dal lockdown, dalla chiusura totale delle attività, salvo poi alcune eccezioni che magari riprendo dopo, è chiaro che iniziano a sentirsi davvero le difficoltà. Da un lato perché comunque l'emergenza non è finita, quindi l'emergenza sanitaria non è finita, sappiamo che stanno continuando ad esserci nuovi contagiati, poi se vuoi ti do anche una spiegazione di come la vede la CISL, insomma, in questi giorni rispetto ai nuovi contagi, ma dall'altra appunto il blocco totale delle attività o parziale delle attività sta creando un danno di liquidità. Cosa significa questo? Significa che se da un lato, tra virgolette, siamo riusciti in qualche modo a dare una risposta con gli ammortizzatori ai lavoratori, cassa integrazione ordinaria, il FIS, che è lo strumento che viene utilizzato nel commercio, nel turismo, la cassa in deroga per le aziende che non hanno la cassa ordinaria, e per quanto riguarda l'artigianato la sospensione, la cosiddetta FSBA. Per quanto riguarda le aziende, che sono sia le aziende industriali, quindi le manifatture, le aziende produttive, le imprese edili, pensiamo anche a tutta la filiera del legno, ma anche appunto ristoranti, bar, hotel, negozi, agriturismo, cioè tutto quello che solitamente consideriamo, non lavorando, non fatturano, quindi non riescono ad avere le risorse necessarie per pagare per esempio i forniture che sono state fatte nei mesi scorsi, o anche semplicemente per anticipare lo stipendio ai stessi lavoratori. Quindi questa scarsità di liquidità sta fortemente mettendo in difficoltà il mondo produttivo, che rischia poi di trascinarsi nei mesi futuri. E per quanto riguarda l'Alto Trevigiano e diciamo, l'area del Basso Bellunese, sappiamo che per esempio sono fortemente collegate per tutta una serie di filiere legate al metalmeccanico, ma anche all'occhielleria. Noi abbiamo tantissime aziende terziste che lavorano per le grandi imprese dell'occhielleria e anche del metalmeccanico, sia il settore del freddo ma anche dell'elettronico, oppure pensiamo anche a tutta la parte, diciamo, di chi fa prototipi, di chi fa gli stampi per le grandi aziende. Abbiamo un tessuto molto forte nella zona un po' in generale della pedemontana trevigiana, ma anche insomma del Basso Bellunese, e queste aziende sono particolarmente in difficoltà perché sono le prime ad aver subito la crisi, in quanto le grandi aziende hanno avuto dei fermi produttivi già all'inizio della crisi in Cina, perché di fatto la crisi del coronavirus è partita in Cina, quindi le prime imprese ad essersi fermate sono quelle cinesi, e la mancanza di semilavorati di un certo tipo ha bloccato la produzione delle nostre imprese, e i primi segnali sono proprio arrivati dalle nostre zone. In particolare io posso dire che nel Feltrino noi abbiamo proprio avuto il primo fermo produttivo di alcune aziende, perché mancando i semilavorati dalla Cina e mancando
quindi quelle componenti, si sono formate anche le piccole aziende terziste del nostro settore che vanno a complementare quei lavori che venivano dalla Cina. E quindi abbiamo avuto la prima difficoltà in questi settori, quindi metalmeccanico e occhialeria. Dopodiché sappiamo che con il blocco totale dell'attività è andato in crisi un po' tutta l'edilizia, perché tutte le imprese sono ferme, quindi questo è un problema che riguarda non solo naturalmente, diciamo, la zona di Valdobbiadene o del Basso Bellunese, vale per tutti e due i territori, e come dicevo prima poi è venuto tutto il resto. Quindi noi oggi abbiamo l'artigianato che è sostanzialmente fermo. Si parla molto di percentuali di quante aziende oggi stanno lavorando grazie alla deroga, e c'è questo aspetto che ci sono alcuni settori stabiliti dal decreto, i cosiddetti codici Ateco, che permettono di produrre perché sono essenziali al paese, tra cui c'è anche l'occhialeria. Poi ci sono tutte quelle aziende che semplicemente chiedendo attraverso il silenzio assenso al prefetto, quindi io chiedo l'autorizzazione al prefetto e se non mi risponde posso lavorare. Ci sono tantissime aziende che lavorano perché motivano questa lavorazione attraverso come dire, la relazione con le filiere che dicevo prima, però in termini percentuali noi l'artigianato è tutto fermo. Per quanto riguarda l'industria si stima insomma di un 50-60% delle aziende che ad oggi, 16 di aprile, sono attive. Quindi diciamo che 2/3 delle imprese tra industria e artigianato sono comunque ferme e quindi questo crea un grosso danno. Questa è la fotografia di oggi, però. Adesso si tratta di capire cosa succede nei prossimi giorni. Noi abbiamo dati macroeconomici, cioè non ci sono dati specifici per i due territori. Anche qui in realtà poi noi abbiamo delle stime, delle proiezioni del Sole 24 Ore, ma anche di altri insomma, studi, o comunque c'è l'Università Ca' Foscari che dovrebbe presentare una ricerca nei prossimi giorni, la stiamo un po' attendendo. Ci sono tanti studi in merito e danno delle proiezioni, quindi sentiamo parlare di PIL, che si dice che l'Italia avrà una diminuzione del PIL del 9% nel corso del 2020. Allora mi concentrerei su questo dato perché quando diciamo tra virgolette, passatevi il termine, in tempo di pace, perché definisco prima del virus tempo di pace e questo periodo tempo di guerra, così ci capiamo. E qui concordiamo perché si può dire. In tempo di pace, quando si facevano anche le finanziarie, ricordiamo la stessa legge di stabilità programmata a dicembre, c'era una grande battaglia politica, ma anche di merito sulle questioni di come spostare le poche risorse che potevamo liberare come paese. Pensiamo al deficit che potevamo sostenere come paese, adesso senza rendere le cose troppo complicate, perché poi la gente si annoia su questi argomenti, però discutavamo di spostare poche centinaia di milioni di qua o di là da investire nelle infrastrutture piuttosto che sul lavoro, piuttosto che sulla scuola, piuttosto che sulla formazione, come dicevamo noi, quando parlavamo di un PIL intorno all'1, l'1,5, 2%, queste sono le stime. Bene, in un colpo solo noi andiamo a perdere nel 2020, le proiezioni dicono un meno 9%, cioè è una catastrofe dal punto di vista economico. È chiaro che la situazione che noi stiamo vivendo è così particolare che in qualche modo giustifica anche queste percentuali alte, nel senso che probabilmente una pandemia come questa non la vedevamo davvero da decenni e decenni, quindi la situazione economica è molto simile al primo dopoguerra. Chiaro che il momento è diverso e le misure adottate saranno sicuramente anche diverse. Si parla molto di piano Marshall. Il piano Marshall fu quel piano messo in piedi subito dopo la seconda guerra mondiale con grandi finanziamenti che sono arrivati non solo dagli Stati Uniti ma anche gli stessi paesi europei. La stessa Italia si è indebitata per far fronte a una ripartenza del paese e questa è la grande discussione che oggi c'è anche intorno all'Europa, chi deve mettere le risorse. La nostra grande difficoltà purtroppo è che noi già abbiamo sulle spalle un grosso debito pubblico e che quindi questo ci crea delle difficoltà. Quindi per rispondere alla tua domanda, non c'è una stima precisa a livello territoriale. Dobbiamo fare tutto il possibile perché attraverso gli ammortizzatori, l'iniezione di liquidità alle imprese,
si cerchi di, come dire, alleviare il più possibile questo danno, perché il problema è quel circolo vizioso che si potrebbe creare, perché nel momento in cui calano i consumi interni, la gente in questo momento di fatto sta facendo la spesa e sta acquistando il minimo indispensabile, non sta facendo spese che possono essere ritenute superflue. La gente non fa investimenti, quindi se qualcuno aveva intenzione di mettere a posto un appartamento, stava progettando di sistemare la casa, di fare qualsiasi opera di questo tipo, non lo farà nei prossimi mesi. E con il fermo produttivo è chiaro che anche lì rischiamo di avere persone o bene che vada sono in cassa integrazione, quindi con un reddito più basso, o addirittura non ci saranno le assunzioni e forse qualcuno perderà anche il posto di lavoro. Quindi il combinato disposto di queste cose crea una crisi economica che non avrà pari negli ultimi anni. Secondo noi sarà più grave del 2008. In tutto questo però, sapendo che non possiamo ad oggi quantificare, noi come CISL stiamo dicendo, va bene, proviamo a vedere il bicchiere mezzo pieno e approfittiamo nella fase 2, nella ripartenza che dovrebbe esserci piano piano, e noi italiani siamo bravissimi da questo punto di vista, e noi veneti, noi a Treviso, noi a Belluno siamo bravi perché siamo italiani, quindi capaci di uscire dalle difficoltà, abbiamo la fantasia italiana, abbiamo anche la produttività tipica del nord-est. Quindi se noi puntiamo a fare formazione, a ripensare modelli produttivi dentro le aziende, pensiamo anche a realizzare nuovi prodotti, può essere, pensiamo per esempio anche alle filiere, che non più lunghe, no? Quindi vado a prendere i pezzi in Cina, vado a fare la produzione in Romania, ma invece rimettiamo in moto le nostre aziende, e lo si sta già pensando, lo stanno già facendo, ecco che allora possiamo pensare con un po' di più ottimismo invece alla ripresa e quindi al futuro, sapendo che la strada però è in salita. Quindi rispondere a te quanti oggi possono essere i danni è complicato, ci vorrebbe uno studio che oggi non siamo ancora in grado di fare sicuramente. Se vuoi approfondire un attimino il discorso che dicevi all'inizio, quello su cosa vorrà mettere in campo, perché che dir si voglia, il sindacato serve, è servito e servirà alle aziende e al territorio per ripartire. Quindi nel caso specifico della CISL, quali azioni vorrà mettere in campo assieme alle altre parti sociali? Allora, noi dobbiamo adesso gestire insieme la cosiddetta fase 2, che è la riapertura delle aziende. Allora, per quanto ci riguarda, la prima cosa, la priorità è comunque la sicurezza nei posti di lavoro. Sicurezza dei posti di lavoro che va dall'azienda ma anche alla commessa nel negozio, piuttosto che a chi lavora per esempio in uno studio dentistico. Ecco, faccio dei paragoni che sono anche molto diversi tra di loro. Quindi la CISL dice, intanto si parte dal protocollo firmato con l'associazione di categoria del 14 marzo e che dovrà anche essere aggiornato, perché è chiaro che si parla molto di mascherine, okay? Quindi l'utilizzo dei DPI, ma non è soltanto quella cosa lì, è riorganizzare proprio le aziende, le fabbriche, ci devono essere spazi diversi, adesso si ragiona non più del metro di distanza nei luoghi di lavoro, ma si parla di 2 metri di distanza, si ragiona di avere appunto tutti gli utilizzi di protezione individuale che vanno dalla mascherina allo gel per pulirsi le mani, si parla di cambiare anche gli orari di lavoro, lavorare sulle turnistiche, pensiamo semplicemente ad andare a mangiare in mensa, se dobbiamo dilatare quindi gli spazi, dobbiamo dilatare anche le tempistiche. Quindi bisogna ripensare, partendo però dalla sicurezza, un modo di lavorare e di produrre sicuramente diverso. Quindi dentro poi questo concetto c'è tutto il tema del telelavoro, c'è il tema delle flessibilità per i lavoratori, l'utilizzo della banca ore, l'utilizzo intelligente delle ferie. Quindi questo è un lavoro che noi dobbiamo fare insieme alle associazioni di categoria. Poi c'è tutto l'aspetto degli investimenti che devono essere orientati, investimenti naturalmente che arrivano dallo Stato, che arriveranno dall'Unione Europea. Noi stiamo dicendo che intanto nel nostro paese questa è l'occasione per mettere le risorse per fare infrastrutture,
non è un caso che l'altro giorno è caduto l'ennesimo ponte. Questo era un problema, diciamo, che c'era prima dello scoppio del virus. Bene, approfittiamo di questa fase che durerà 2 o 3 anni per mettere risorse e rilanciare l'economia proprio sulle infrastrutture di questo paese, che, attenzione, non sono soltanto strade, ponti, ferrovie, ma sono linee internet. Abbiamo visto, stiamo vedendo in questi giorni con la gente a casa, gli studenti che stanno lavorando telematicamente, l'uso ormai frequente delle videoconferenze come quella che stiamo utilizzando oggi sta mettendo in difficoltà la banda internet, che non è sufficiente per il nostro paese. Lo sapevamo prima, oggi ne abbiamo avuto la prova. Ma investimenti, insomma, che in un certo senso rilancino quindi l'economia. Quindi questo è sicuramente il secondo punto. La terza questione è che noi dobbiamo anche rilanciare e ripensare il modello sociale a partire dagli investimenti sulla sanità, sul sociosanitario, che possono e può essere davvero un'opportunità, perché oggi si stanno ricercando medici, infermieri, operatori sociosanitari, quindi questa è un'altra leva di sviluppo sulla quale noi dobbiamo insistere. E da questo punto di vista credo che sia un po' finito il tempo dei tagli lineari alla sanità che sta producendo gli effetti che stiamo vedendo. Noi abbiamo 20 modelli di sanità in Italia, sono 20 modelli diversi e non tutti, abbiamo visto, hanno funzionato in pieno. Quindi le leve sulla quale agire sono davvero tanti e molteplici, poi ce ne sono altri, ma insomma non li cito anche per questioni di tempo. Rudy, noi ti ringraziamo. Se vuoi aggiungere qualcos'altro per culminare questa nostra chiacchierata, se no noi ti ringrazieremo e ti lasceremo anche ai tuoi altri impegni. Beh, io intanto ringrazio te e dico a chi ci ascolta che comunque come sindacato, come CISL, noi siamo presenti in tutti i luoghi di lavoro. È chiaro che oggi le distanze non aiutano, perché appunto finché viviamo questa fase è complicato, però anche noi ci stiamo attrezzando per la fase 2, quindi saremo pronti quando sarà il momento per le dichiarazioni di redditi, per l'assistenza ai lavoratori per quanto riguarda anche tutte le azioni messe in campo, penso ai congedi parentali, penso ai bonus e quant'altro. Lo stiamo già facendo telematicamente, ma anche qui ci stiamo attrezzando per la fase 2, e comunque in tutti i luoghi di lavoro, anche magari dove non ci vedete fisicamente, sappiate che ci siamo. Noi abbiamo tantissimi colleghi, operatori, segretari, delegati nelle aziende o comunque nel territorio, che sono pronti a dare le informazioni ed assistervi rispetto a questa difficoltà legata all'emergenza coronavirus. Rudy Roffarè, grazie, segretario aggiunto della CISL Belluno Treviso. Ti ringraziamo per questo intervento, per questa nostra chiacchierata che ci ha dato un punto di vista diverso sul territorio in questo periodo di Covid. Ti ringraziamo ancora, diamo appuntamento ai telespettatori per la prossima puntata con il punto della situazione. Grazie mille. Grazie a voi. Buona